Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. E dalla pietina romagnola, farcita di prosciutto e rucola. Ecco, viva la piada. Ragazzi, Ragazzi, stavo mangiando fino a poco fa, mi è venuta fame, allora cerco di metterla sul cibo. ragazzi, sono un po' demoralizzato dopo la sconfitta immeritata dell'altra volta. Devo vincere per forza adesso, lo sapete, io sono quello delle cose impossibili, quindi ragazzi adesso devo impegnarmi e recuperare e rimontare. Non posso assolutamente perdere un'altra volta, perché se perdo è finita, il torneo finisce qua. Allora, la mia squadra che uso adesso è il Milan, quindi sono con Dioshev, cioè Shevchenko, quindi il fenomeno di tutto. Poi che ho messo Baresone, Franco Baresi e Van Basten. Invece tu cosa hai messo, Piada? L'ho dedicata a te questa squadra che ho fatto, visto che comunque ci piace molto la Eh astronomia. sì, a tutti e due, è vero. A te molto più che a me, molto più a te che a me, però comunque è un argomento che a me piace molto, ero anche un patito dei Cavalieri dello Zodiaco, quindi devo dire che l'argomento ci sono le costellazioni lì, cazzo è basato su questo. È vero, è vero. E quindi insieme a Marchino abbiamo creato questa squadra che poi comanderò io. Si chiama Le Stelle Decadenti, per stare un po' sul tema che genialata, ironico, che genialata. sempre brevettato dal buon Comendino veneziano. So fare solo quello io, so solo trombare, dire i nomi, inventare i nomi, basta. Ne avresti un futuro. Tromba inventa. Vabbè, e niente, quindi passiamo ai nomi dei miei vermini. Sì, vai, allora, vecchio. Il primo era dedicato alla costellazione di Andromeda. Per essere ironico, abbiamo fatto l'Andromeda travestito, Andromeda. Perché ci stava bene, secondo noi. Poi, il secondo invece è dedicato a, siccome che Marchino è milanista sfegatato, quindi lo vedete anche dalla sua squadra, per restare in tema, conoscerete tutti la costellazione di Sirio, anche Sirio il dragone, per rimanere in tema Cavalieri dello Zodiaco. Abbiamo il vermino l'abbiamo chiamato San Sirio. San Sirio, Fiori, viva San Sirio! Per fare l'assonanza con lo stadio, culla del Marchino, insomma. Sì. Con la mia casetta. Poi il terzo vermino l'abbiamo dedicato alla costellazione di Orione. Questo è un po' più è un nomino un pochettino più scurrile, diciamo, scialbo, perché scurrile. L'abbiamo chiamato Orione il coglione. Questo perché ci piaceva la rima. Vai bene. E poi l'ultimo, che è non ultimo, come si suol dire, sì, direi di abbiamo dedicato alla cosa più bella del mondo, ovvero viva il triangolo, viva la figa! Ta-na-na-na. Ecco, siccome che c'è una costellazione non molto conosciuta, ma che due ce ne sono, di conoscere, triangolo e triangolo australe. Ecco che ci siamo con il momento qua. Vabbè raga, adesso basta cazzeggiare, andiamo. Gara 3, in casa del Comenda. Okay. Un solo grido, un solo allarme, tutto il mondo in fiamme. Una sola parola, vincere. Ale. E vinceremo! Raga, vai. Si comincia. Dai raga. Sono teso, fai gara 3. Gara 3, cosa succede? Ok. Ma no, guarda che bello. Andromedo, bellissimo Andromedo. No, guarda, no. Il Piada vince. Hai visto gli elmetti? Sì, appunto, Uomo Fashion 2012, viva la Piada. Sì, ma io non spreco turni con questo beo qua. Che potrei metterlo qua vicino, ma dopo diventa... Vai Andromedo. Andromedo, il travestito delle stelle. Sì. Siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno, lalla. Come due stelle tra noi. Belli sono quelli. Silenzio. Un pallone da calcio, che bello. Ti piacciono i palloncini da calcio? Bellissimi. Sì, questo lo levo da qua perché non si sa mai. Col culo che ho. Poi siamo in gara 3. Allora questo, ciao. Barricate, Fioi. Cominciamo con le barricate. Aspetta, vediamo. Vale. Barricate obese.
Ma cos'è che vola nell'aria? Cos'è sta roba? Sono delle stronzetti fatti dal Comenda in giornata. Madonna, è un mezzo pesante. Sì, Cosa sì. ne fai? Ah, Rivera ho messo, Giannone Rivera ho messo. Ho messo Sceva, Rivera, Baresi e Van Basten. E Van Basten, quindi non ho messo coso. Vabbè, insomma, non mi ricordo più. Andiamo a Aia, fare subito un colpaccio degno del piano. aia. No, Fiori, no. Bella. Sì, Forse questo è un bel vabbè, tiro. sì, ho capito, però, cioè... Dio santo! È Cioè, stato un bel tiro questo, sì, dai. però possibile. Cosa fanno? Oh, i tuoi vermi sono... hanno l'asma, Dio. Perché? Non lo so. Cosa fai i miei vermini? Sono lì con i loro elmetti con la stellina, bellissimo. Sì, Cazzo, sono vabbè. decadute. L'elmetto. E come balla? Mangia il piombo. Beh, cominciamo con i tocchi di classe. Serve No! ancora Andromeda. No! Ma cosa è successo, Fio? Ma Dio Cristo! Ma Dio santo! Ma no, è morto il mio, ma no! No, Piada, non esiste. Non esiste, ma dai, ma come ma che senso ha? Ma dai. Ma che merda. Ma no, sì, ma quanta sfiga ho, Piada, onestamente. Ah, da 1 a 10, 20. No, ma non può. No, non può finire così il torneo, non esiste. Io non ho subito. Nada. Sì, vabbè, però. Ecco. Il primo colpo di culo del Comenda. E vai. Chi di sfiga, chi di culo colpisce, Sì, chi di culo perisce di Troia inculisce. Bello, beh, mi piace questo. Sì, Le massime del Comenda sono molto qualcosa di forti. splendido. Dove c'è Comenda c'è casa. Comunque gli metti a pallone, bellissimo. Ma va cagato. Dove vai con quella prezza? Aiuto. Vaffanculo. No, che è il mio, ma dai, no. Ma non che credo. Ma non che credo. Ma non che credo. Non è morto, vai tranquillo. Ma Dio Cristo. Madonna. Ah, ragazzi, ci teniamo a salutare il Sub Ladro, un ragazzo meraviglioso, una delle persone più belle della storia di YouTube. Viva il Sub. Che gli vogliamo tanto bene. Dai, Piera, fa la cappella. Perfetto, l'unico tiro perfetto della... Ma guarda che no. Questo è un bel tiro, non posso dire che è brutto, sarei una merda obesa. Però devo dire che hai fatto un bel colpo qua. Sì, sì, un bel colpo. Comunque, Piera, non posso attaccare, lo sai, per il semplice fatto che ho già perso 2 partite. Non posso rischiarmi di perderne un'altra, ecco. Marchino, in amore e in guerra tutto è concesso. Guardalo! Questo è stupendo. Ma cos'è sta roba? Attacco bunker. Attacco bunker. Cos'è sta cosa? Non lo so, guarda. Mi stavi mancando. Non lo so. L'attacco a bunker è bellissimo. Il bagaglio che arriva a trivella con Sì, è qualcosa di che va oltre, cioè veramente. Cioè, è eccitante proprio. La bomba? Dove doveva andare la bomba? Dove doveva andare la... Vabbè, cazzo, va per forza lì. Non ho fatto un cazzo. Oh, questo Ho soccia. fatto un casino per niente. Questo soccia. Ah, Ho soccia. fatto un casino della Sì, volta. sei un soccia. Un casino di porco per Sei un niente. soccia obeso, sei. Sborro. Ecco. Io mi difendo, raga, non ho altre alternative, cioè...
Madonna, che tensione, raga. Gara 3 non si può perdere. Oh, comincia a fare i jetpackosi. Oh, eccolo qua, viva il Piada. Dai, Piada, per favore, un po' di pietà, cazzo, per cortesia. Mamma mia, che culo, però. Culo. Mi sono reso vulnerabile adesso. Vai, Shevchenkone. Adesso mi sono reso. Shevchenkone, mettila. Qui adesso non vuole gol, Vai, Sheva, grande, Andri. Viva, Andri. Grazie, Sheva, almeno. Forse non muore, però, infatti non muore, puttana. Questo è pesante, cazzo. Pesante come un film di Fassbinder. Alla metà dei punti vita del tuo vermino. L'unica cosa, però ce ne va bene, vediamo, insomma, vediamo. Yes, sir. Vogliamo l'errore del Piada, vogliamo andare sul 2-1, vogliamo andare sul 2-1, ma va. Sì, dai! No, che sfiga! Porca zoccolina. Grande Piada, per essere un bambinotto il Piada, ragazzi. Il Piada domina. Chiaramente non ho il jetpack, chiaramente. Adesso arriviamo, vai, Spider-Man. Come si fa? Come si fa per appoggiarsi? Cosa devo fare? No, cosa vuol dire per appoggiarsi? Invio per appoggiare la bomba. Cosa fai, una pugnetta? Ma dopo devi andare giù, No, cosa ho fatto? Ma no! Ma no! Adesso muore anche il mio! Ma no! Forse no, forse no! Sono arrivati i rinforzi! Madonna, beh, qui... No, però... Solo contro tutti. Però onestamente, Piada, sii sincero, se non vinco neanche questa sono tanto sfortunato. Cioè, sii sincero. Cioè, dai, cazzo, sto dominando sta partita. O no? Non mi mette il Piada. Grazie. Ma guarda, fa solo l'orgoglioso, vedi? Solo perché sta registrando. Che brutta persona che è il Piada. Viva il Piada, poi. Un bambino di 5 minuti al Piada. Beh, questo è un numeraccio, un numeraccio grande, Piada. Qua me la metti nel culetto. Vabbè, intanto tiro fuori il colpo del cappello. Grande Piada, per non saperne leggere né scrivere, il Piada ha fatto una bella cosa. No, aspetto, anzi, scusa. Cioè, io ho perso 2 gare, vieni te da me, cazzo, cioè, ma stiamo scherzando? Tocca a te attaccare, vecchio mio. Ci mancherebbe. Yes, sir. Yes, sir. Adesso il Piada può creare veramente la mossa da grande campione. Eccola qua, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Quanto sto guffando, ragazzi. Dai, sbaglia, Piada, sbaglia così, dai, sbaglia. Sbaglia, ma sbaglia. Ma dai, ma che merda. Ma vaffanculo, Piada. Vaffanculo. Ma non muore, cioè. No! Madonna! Madonna! Madonna, è l'occasione della vita. Madonna, che culo di merda. Madonna, che culo obeso. Che culo obeso, non posso sbagliarla, ti prego. Marchetto no. Marchetto no. Adesso mi manda 3 tipo adesso, sto vedendo. E che cos'è che non mi ricordo cosa usare che è efficiente, non mi ricordo i punti, te li ricordi te i punti, cazzo? No, con così ti ricordi i punti. Sì, sì! No, non è morto però! Non è morto, non che credo! Incredibile! Incredibile, 22, non che credo! Non che credo, ragazzi, non che credo! Non ci credo!
Non ci credo, dai, voglio... No, però se no, però ragazzi, se non vinco questa, cioè... No, no, dai. Piada, se sei sportivo la devi perdere. Se sei sportivo la devi perdere. No, Piada, se sei sportivo la devi perdere. 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 Povero me. Guarda che roba che casca. Forza. Senti la voce. Il mio c'ha una voce che è sboradica. Piada fa il bravo. Te da lì che cazzo fa? Come ti prendi adesso? Cosa? Ah, ecco! E vaffanculo, e vaffanculo, e vaffanculo, 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 siamo campioni! Con il Milan ho vinto forse! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Andiamo ai quarti, Beppe! Andiamo ai quarti! E vaffanculo! 2-1, cazzo! 2-1. E pensa che il Piada aveva il culo che col Napalm, aspetta, ma con l'attacco al Napalm non avevo vinto, ho vinto per il fuoco, cioè è incredibile, il Piada ha un culo peggio di una culattona in calore. E vaffanculo. Van Basten tutto il verme, San Siro vinto il primo scarafaggio, Orione Coglione Lemming, Van Basten solo di impiccio, Piadina ci ha divertito, la Comenda la più accurata, la Comenda sta monotona, vaffanculo te e chi canca il rito a morti. Viva il Comenda, vaffanculo tutti. Oh, 2-1. Anche se sta prendendo un sacco di insulti. No, ti amo, Piada, ce l'ho col gioco, che è uno stronzo del cavolo. Raga, gara 3 è andata, 2-1 per il Piada. Adesso... Ti ha fatto 3 tiri esemplari, dai, su. No, tutte belle partite, dai, adesso la quarta partita in casa tua è la svolta. Se faccio il 2-2, dopo sarebbe bellissimo fare gara 5 per la vittoria. Comunque non pensiamoci. Intanto ci siamo, sono ancora vivo. Vaffanculo. Ciao raga, alla prossima. Ciao! Viva il Marchino. Ciao ragazzi. Piadina, sei tutta la mia vita. Un solo grido, un solo allarme. La Piada è la più bella del mondo. Ho cambiato la rima. Che coglione. Ciao raga. Che mono. Ciao raga.